Coppie giovani e coppie mature si sono incontrate nella casa di spiritualità di San Fidenzio di Verona, dove hanno ascoltato alcune riflessioni sul valore e il significato della coppia proposte da Monsignor Gianni Ballarini e dai coniugi Elisabetta e Alberto Golin, rispettivamente assistente e presidenti del Centro Diocesano di Pastorale Familiare. I relatori, prendendo spunto dai contenuti degli orientamenti della Chiesa, hanno sottolineato che la coppia vera nasce nel matrimonio, momento che conclude una stagione della vita dove i coniugi decidono di amarsi e rispettarsi per tutta la vita. Inoltre è stato ribadito che la spiritualità diventa un viatico che favorisce il consolidamento dell'unione della coppia. Per una coppia cristiana è fondamentale, spiritualità intesa non come spiritualismo, come qualcosa di disincarnato. La proposta che portiamo avanti da anni è quello di aiutare queste coppie a coniugare la loro fede, la parola di Dio soprattutto, come la luce nelle loro scelte quotidiane per rafforzare il grande dono che si hanno ricevuto nel sacramento e per viverlo poi nella vocazione feriale alla quale il Signore li chiama come testimoni in questo tempo difficile, perché rema molto contro la coppia e la famiglia. Molte sono state le testimonianze e i contributi di coppie giovani e non più giovani, esperienze dei primi anni di vita di coppia e di anni insieme nella consapevolezza che il matrimonio è fatto di rose ma anche di spine, nella conclusione che la coppia vera si costruisce nella responsabilità davanti agli uomini e per i credenti anche davanti a Dio. Il confronto con la cultura che considera la famiglia un istituto superato è sempre più difficile. Nel corso degli interventi è apparsa più che evidente che per le coppie che si ispirano ai valori cristiani diventa arduo essere nel mondo senza essere del mondo. Sì e no, perché se da una parte è difficile perché la cultura rema contro, dall'altra è una gioia così grande che non si può trattenere, e allora diventa un messaggio il come ci si pone nel mondo, nel lavoro, nella scuola, nelle attività del tempo libero, facendo le stesse cose che fanno gli altri però con uno spirito diverso, con il senso del rispetto, con il senso del dovere, e questo forse è il modo di stare ma in maniera diversa, insomma. Per cui diventa problematico proporre una testimonianza. Sì, è molto difficile, però la testimonianza vera, come la verità, viene sempre riconosciuta sia da chi è cristiano, sia da chi è laico, ma in ricerca di un cammino e di valori nuovi che qualche volta nella società moderna mancano. Per cui ben venga il confronto, ben venga questo momento di incontro tra questi due mondi, diciamo, dove ognuno può dare la sua.